In pochi giorni un brasiliano, 40 anni, piastrellista, residente del Mantovano, 2 gratta e vinci e ha vinto effettivamente quasi 3 milioni di euro. Incredibile, noi abbiamo cercato di contattarlo ma non ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo un parente. Un parente. Tonino! Eccolo qua! Ciao belli! Ciao! Ma ciao! ragazzi! Ciao, come Ma va? quanto tempo che non c'è ma che nostalgia, anzi che saudade che vedendoti! saudade! Aspetta che io sbaixo la radio perché qua siamo sempre dribballati. Immagino. Ciao da Toninho Carinho do Suso Prado Cardoso Sì. do Rinascimento do Ambara Bassa e Sicucó, Precivetta Sucubò, che facevano l'amore con la figlia di Totore, il Totore si ammalò, Sì. si Pussa pussa fecche, fecche, cazzo, detto burro cacao. Burro Bene, cacao. sei veramente. contento quindi che tuo cugino è diventato milionario? L'hai già sentito? Vi siete Sì. scambiati qualcosa? No. L'hai già tampinato, no? No, cioè sì, Sì. lui veramente ha sempre avuto un buso do cujo. Lui aveva una verza grossa come una campana. Adesso siamo qua tutti che Sì. speriamo che Sì. lui si ricorda di suo parente. sì, Perché in dai. cellulare, insomma, noi siamo sempre stati buoni con lui. Certo. Ah, sì? Stati bravi, sì. Sì. Abbiamo sempre scritto Ah, sì. come va la vita in Italia, fa piastinista, sempre con a schiena bassa, Sì, attento che non ti vea reumatismi. Certo che 2 gratta e vinci a distanza di pochi giorni, insomma, infatti ha sollevato un po' di Sì, clamore c'è e stata anche qualche un'inchiesta indagine, anche, sì. perché c'è stata un'inchiesta. Si è risolto tutto, cioè, Contaci, perché raccontaci un po'. loro, noi conosciamo a me così, io non no? ho sempre Ah. avuto una verza grossa Ah, così, sì? ma sì, fin da piccinini. Raccontaci un po', dai, da piccolo se cosa andavamo succedeva? a un bar, no? Magari Sì. andavamo a un bar, se compravamo i bueni, no? Per Sì. esempio. Mi non c'appava un cazzo, lui c'appava 5 buoni. A 5 addirittura. Magari compravamo le ciunghe canciangrossa. Sì, però, Lui ciappava la tigre, mi ciappava un gatto randagio, non mi sei ucciso, sì? Manca per esempio anche alla pesca di beneficenza qua nel nostro quartiere a San Bernardengi. Per esempio, lui mi ciappava sempre il biglietto con scritto Aquilea. Aquilea. Sì, lei era sempre una presina fatta un cineggio, sai quello che fa presina un cileggio. Lui Sì. invece magari ciappava la bicicletta saltafos, per esempio. Però, salta Ha forza. sempre avuto un bucio di cuccio che non lo sai neanche a lui, veramente. Se camminavamo per strada, no? Sì. Per esempio, lui cattava un guaia con dentro il skate. Ma dai. Ma dai. E magari invece Cosa? pensavo su una brioche di barboncino Aia, ecco. e mi tirava un siracchi. Allora magari lui invece mi diceva ti sei fortunato perché dicono quella roba così, lì no? la te porterà a skate. Esatto. E invece mi non ho mai cattato un siscio. Niente da fare. Ma niente. Pensa che lui per dimostrarmi che lei era vera, che se ti te pesti una pasticcino Sì. del cagnetto ti Sì, porta a sì. skate, lui le pestava apposta. No. Ah, però, Sì. insomma, E dopo una mesuretta, tacca e cattava skate. Non ci credo. O vinse alla sisa, oppure alla alla sisa. tombola, Non ci oppure credo. magari vinse a ruba masseggio. Insomma, tutte quelle robe lì. E da lì ogni giorno, lui Sì. vincia, ogni giorno gliene pestava una. no. E dopo, sempre l'altro lo vedi là con stecchino di gelato, Sì. che lei tirava via dalle sole delle scarpe Caramaccio, no? E devo dire che lei è vera, fortunato a un giugo. Sfortunato in amore, no? vero. Infatti non ha mai avuto Vedi, uno però. strasso demorosa. Quindi è Ah, un no, karma? È un karma? Si bilancia? No, secondo me è perché a furia di pestare torteggi di brioche, di barboncini, ormai sapeva da vedengi, e sapeva un odore da Silvestre Stallone, senza Silvestre solo Stallone, capito? E spulsava come un vedelo. Pensa che da piccolo c'avevamo del bue. Anche lì? Cioè, quando ti montavi in macchina con lui, Sì. Sì, immagino. bisognava tirare su tutti i finestrini. Credo. sì, Su specietto non aveva mia l'arbre magique. Ah, no? Cosa E che aveva? aveva il cavo la spusa bagage. No, devo dire però una cosa. Sì. Lui è sempre stato Sì? Sì. uno di cuore grosso così. È sempre stato uno veramente generoso. E speriamo che anche sto giro si ricorda dei parenti. Te volemo bene. Sì, Vedi, speriamo. Non vedi. posso mi dire nome ovviamente perché sennò allora tu ci Certo, va là certo. come i mosconi sul miele, no? certo.
quando ha saputo che mio cugino l'ha vinto a 3 milioni, Sì. anche la statua l'ha fatto, saputo che ti dico. Saputo che ti dico, lo sapeva. No, guarda che è sempre così. Lo sapeva. Sì. Sì? E lui è veramente sempre stato fortunato. Se mi sono qua, se lui è qua, Sì. e che è un piccione che passa solo, Sì. cioè, me ciappa meno, ciappa meno. No, De salute, ti ringraziamo. sta Grande bene, saudade. mettici in bola, vai in Assolut- letto in suda, Roma- e non sta mai a mangiare la neve se ne gialla. Ok, va bene. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta, Mototaxi, i fattorini di Verona, Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.